Mal di schiena? Dolori articolari? Dolori cervicali? Prova Antidolor, la magnetoterapia di Amel Medical. Chiama ora. La prova è gratis. Sempre pronti, sempre in movimento. La mia macchina mi porta in questa puntata a Bibbione. Bentornati amici con una nuova puntata di Tra città e sapori, e quest'oggi vi do delle notizie davvero importanti perché secondo la statistica che misura i flussi turistici l'Alto Adriatico è da record, con Bibbione che si trova al secondo posto proprio di questa classifica per le sue particolarità, non solo spiaggia, non solo mare, ma anche tanta storia, cultura e origini, delle origini che non iniziano negli anni 50 con la costruzione del primo hotel qui a Bibbione, il Bibbione, ma le sue origini sono molto più datate. Andiamo a scoprirle. Ancor prima della comparsa dell'uomo, il territorio di Bibbione si era formato dall'incontro delle acque salate del mare Adriatico e quelle dolci del fiume Tagliamento. Era caratterizzato da una grande distesa di foresta che ricopriva il territorio dalla montagna al mare. Nella zona di Bibbione Pineta si attesta oggi la presenza e l'esistenza di abitazioni di epoca romana. Ma secondo una leggenda, nel Muteron dei Frati, una grande duna che si trova all'interno della Val Grande, è sepolto ancora oggi il tesoro di Attila. Attila, principe degli Unni, che dopo aver saccheggiato la città di Aquileia cercò di scappare attraverso il fiume Tagliamento, ma ahimè qui trovò gli abitanti di San Michele, che da grandi arcieri difesero con tenacia e forza il proprio territorio. È così che con questa battaglia cruenta Attila decise di dare loro il nome di figli miei proprio in onore della loro resistenza, e si dice che nascose tra una di queste dune, e questa alle mie spalle è la duna più alta di tutto l'Alto Adriatico, c'è ancora sepolto il proprio tesoro. Oggi Bibbione è molto diversa, siamo all'interno della Val Grande, un'area di inestimabile valore proprio per la località di Bibbione. Si possono fare delle visite guidate, ci sono 3 percorsi, quello verde per il trekking che dura un paio d'ore, quello giallo per l'area culturale, quindi andare a visitare quelli che sono i resti archeologici e la storia e la cultura di quest'area, e poi quello blu che è quello dedicato a tutte le idrovie, quindi ai bacini di acqua dolce che servivano poi per l'allevamento ittico. Ora possiamo ammirare davvero la bellezza di Bibbione tra la natura e il mare e la cura di tutti i suoi dettagli. Come ad esempio le piste ciclabili sicure che si sviluppano per tutto il territorio, hotel e campeggi ricchi di comfort che possono soddisfare le richieste di tutti gli ospiti, per non parlare del relax, il benessere, la cura del corpo grazie a Bibbione Terme. E poi ristoranti, bar, locali per i giovani, negozi per gli amanti dello shopping, senza dimenticare gli ottimi servizi sulla spiaggia. Ciao Elisa, è proprio vero che Bibbione è una città ricca di opportunità e di grandi bellezze, ma sai com'è nata? Mi trovo proprio qui sulla foce del Tagliamento, dove si narra che Dio scosse un sacchetto contenente delle pietre che, cadendo, fecero sorgere delle isolette. Queste isolette col tempo si unirono tra di loro a causa dei sedimenti trasportati dal Tagliamento, dando vita a quella che è l'attuale Bibbione. Per quanto riguarda l'origine vera e propria del nome di Bibbione, possiamo avere la conferma della sua derivazione latina o romana. Alcuni dicono che derivi dal nome Bibbio, dal latino Pippio, ovvero le gru che dormono su una zampa sola. Altri invece dicono che derivi dal nome Bibbionis, ovvero dal moscerino del vino e delle paludi, ovvero delle isolette. L'ultima testimonianza risale al 1197, dove viene citato Bibons, che già il Paschini proponeva di cambiare in Bibbiones. Un'altra testimonianza storica di questa città sono i casoni. Elisa, se non sbaglio tu sei proprio lì. Eccoli Lorenza, questi sono i casoni di Bibbione. Si trovano un po' più fuori dal centro abitato ed erano le dimore storiche dei pescatori. Sono dei casolari tipici qui nell'Alto Adriatico, dove i pescatori usavano viverci durante l'anno e anche l'inverno. All'interno si trova un focolare proprio nel centro, un camino che veniva utilizzato sia per scaldarsi che per cucinare, tutto attorno delle panche con dei tavoli per vivere la vita quotidiana, e il di fuori invece è fatto con questo tetto particolare tutto in paglia. Questa è Bibbione dal punto di vista storico e culturale, ma andiamo a vedere in tavola che cosa ci racconta.
Eccoci, bentornati nella mia cucina di Cooking with Elisa, sempre con i prodotti del territorio alla scoperta delle ricette della tradizione. E io sono una veneziana doc, ecco perché la ricetta di oggi sono bigoli in salsa. Sapete cosa sono? Bigoli, cipolla, sarde e acciughe. Siamo pronti per la ricetta. La prima cosa da fare è prendere una cipolla, la tagliamo fine fine e la facciamo saltare con dell'olio, quello buono buono, e soprattutto la facciamo appassire con dell'acqua gasata, come ha insegnato la nonna. Il mio segreto per questa ricetta è quello di togliere una cucchiaiata di cipolla, metterla nel mixer, fare una cremina e aggiungerla alla fine. Se vi commuovete è normale perché insomma il piatto è un piatto della tradizione, non è per la cipolla. Andiamo a prendere le sarde, una volta tolta la lisca andiamo a sciacquarle e le lasciamo un attimo a bagno così perdono quel gusto di sale. Andiamo a prendere le acciughe e conserviamo anche l'olio. Sarde sgocciolate, iniziamo a deporle nella cipolla, aggiungiamo anche le acciughe, siamo pronti anche per versare la nostra cremina e mescoliamo tutto assieme. Pasta pronta, la rovesciamo all'interno del sugo. Bigo in salsa, Cooking with Elisa. Carichi Bibione! E non lo so cos'è, ma quando capita lo sai perché mi immagino già te nell'atelier e ancora pensandoci mi mandi in estasi. E non lo so cos'è, ma è sempre colpa tua e lo sai perché mi immagino già te nell'atelier e ancora pensandoci mi mandi in estasi. Sei la mia miss, sei la mia miss. E non lo so cos'è, ma quando capita lo sai perché mi immagino già te nell'atelier e ancora pensandoci mi mandi in estasi. E non lo so cos'è, ma è sempre colpa tua e lo sai perché mi immagino già te nell'atelier e ancora pensandoci mi mandi in estasi. Sei la mia miss. Presenta la nostra Elisa Bagordo. Grazie! Dove scappate? Vieni Brian, le ragazze vanno intanto a prepararsi. Com'è? Sei la mia miss? Sei la mia miss. Un applauso a Brian Bergamini, il vincitore del contest Grazie. Cantanti dell'anno scorso, perché forse non tutti lo sanno, ma con Miss Venice Beach non c'è solo la bellezza delle ragazze, ma anche tanto talento. Il talento che noi diamo di possibilità nel palco a tutti i cantanti, cantautori come te che si iscrivono a questo talent. Esatto. E che poi possono realizzare il sogno di partire in tournée con noi il prossimo anno. Esatto, è un'emozione bellissima e sono felice di essere qua e grazie per questa opportunità. Grazie E a tutti. in bocca al lupo, al lupo a tutti. Ciao Bibione, ma siete bellissimi! Allora, io sono carica, voi mi caricate ancora di più e siamo prontissimi a conoscere le 14 concorrenti in gara questa sera. La numero 1, Daisy Zhu, 1,60 m, 21 anni, arriva da Pordenone. Daisy pratica Kung Fu, danza e snowboard. Numero 2, Ionelia Monica, 1,65 m, 22 anni, arriva dalla Romania e ama viaggiare per il mondo. Numero 3, Maya Zago, 1,72 m, 18 anni, arriva da Aviano e ama la fotografia e la danza. Numero 4, Virginia Poppi, 1,70 m, 18 anni, arriva da Bassano del Grappa, cucina i dolci, ma purtroppo cosa fa? Non gli piacciono e quindi chi li mangia? La numero 5, Marianna Manna, 1,72 m, 18 anni, arriva da Padova, ama la notte, la luna e le stelle. Wow! Numero 6, Beatrice Tessari, 1,72 m, 23 anni, da Montebelluna, ama leggere, ama la musica e ama viaggiare. Numero 7, Giulia Colognato, 1,72 m, 19 anni, da Soave, ama stare all'aria aperta e la natura. Numero 8, Elisa Doriano, 1,70 m, 23 anni, arriva da Mestre. Di lei ci dice che è una persona creativa ed ama esprimerlo travestendosi sempre a tema.
Numero 9, Lucrezia Giglio d'Oro, 1,73 m, 16 anni, veneziana, ama viaggiare e stare con i bambini. Numero 10, Beatrice Russo, 1,73 m, 18 anni, arriva da Montebelluna, ama ballare, suonare e cantare. Numero 11, Veronica Di Domenico, 1,73 m, 18 anni, arriva da Arzignano, Vicenza e lei adora il mare, specialmente quello di Bibbione. Numero 12, Vera Sossai, 1,78 m, 18 anni, da Vittorio Veneto, lei ama cantare, ballare, viaggiare e gioca a pallavolo. Numero 13, Melissa Besleaga, 1,76 m, 16 anni, di Latisana e ama viaggiare. Numero 14, Chiara Zenellato, 1,83 m, 26 anni, da Cittadella, ama l'arte in ogni sua forma. Eccole, queste erano le nostre 14 concorrenti questa sera in gara per portare a casa uno dei 5 pass della finalissima. Giurati, avete messo i voti dall'1 al 10? Bravi. Ora riposatevi un pochettino perché io vado a presentare il primo cantante in sfida. Signori e signori, con il brano Persi tra galassie, Raspa. Passi con me, quest'estate in coupe, le strade più romantiche, pensando al Far West, niente da te, musica da Chopin, ti dipingo a tratti e il resto lo faccio fare a te, dai. Gioco uno dei punti di città da visitare, man, scelgo quelle belle dove ti va di abbracciare me. Yeah, noi quanti shot che ci clappiamo, lungo un bagnasciuga, lungo il braccio mentre siamo messi là in tranquillità, mentre viaggiamo, persi tra galassie, ma non siamo fatti, sia chiaro. Per me stare all'aria aperta quando ero depresso erano momenti che non mi scorderò, perché ora sono forte, ho una storia bella, come quando credi non tornerò. Credi non tornerò. Yeah, R, wow. Resti qua al mio fianco anche se perdo la mia libertà. Abbiamo fatto un viaggio nell'intimità, spesso vuoi di più, ti perdi nella tua fragilità. Libertà, forte e bella come una divinità. Per me stare all'aria aperta quando ero depresso erano momenti che non mi scorderò, perché ora sono forte, ho una storia bella, come quando credi non tornerò. Per me stare all'aria aperta tutti insieme, su, che non mi scorderò, perché Grazie Raspa! Grazie a voi. Salutiamo anche tutto il tuo corpo di ballo, Anna, Beatrice, Lia e Lorenza, con il coreografo Andrea Bagnoli. Complimenti. Grazie ancora. I tuoi progetti futuri? Allora, progetti futuri sicuramente buttare fuori un po' di tracce su tutti i digital store. Poi quest'estate faremo un tour in Puglia di 3 date con Ciccio Riccio. Bene. Quindi facciamo un po' di vari live in giro per l'Italia. Ci vediamo più tardi. A dopo. Grazie Ciao. Raspa! Giurati, adesso arriva la seconda sfida, ovvero la sfida più importante. Qui questa sera loro su questa passerella in Piazza Fontana a Bibbione cercheranno di colpirvi sia come modelle ma anche come fotomodelle, perché inizialmente sfileranno con la collezione di Focenza e la particolarità è che tutti i capi dell'azienda Focenza hanno un'attenzione per la creatività, per il design, per dare vita a un prodotto innanzitutto unico ma made in Italy. Successivamente si fileranno con i gioielli di Murano Venezia, un laboratorio creativo che propone nel fashion jewelry design, raffinatezza, stile ed eleganza, senza però mai dimenticarsi della storia dell'antica tradizione del vetro che è conosciuta un po' in tutto il mondo e rappresenta la città di Venezia. In abbinata ai gioielli abbiamo anche gli accessori, che sono le borse di BGHY Venezia, un brand italiano nato proprio a Venezia che rappresenta lo stile della moda italiana. Borse fatte a mano, sempre made in Italy, con i tessuti ricercati e particolari, e in questa serata presenteranno la collezione dedicata all'arte, quindi con dei quadri dipinti sulle borse. Signori e signori, le nostre concorrenti per voi con la seconda votazione. I've been crying since the night with you. I tell I'm alright, but there's no fake or truth. But you call me when I'm in the night alone.
much you never can, and I love it. Gianmarco, ho sentito la canzone, è qualcosa di meraviglioso. Le nostre concorrenti in passerella come delle vere e proprie modelle. Ed è arrivato il momento anche per Brian per ascoltare il secondo cantante. Lui arriva da Portogruaro, si chiama Simone Di Donato, in arte Venigos, che ci canta hip hop, hip hop. Questo è hip hop, don't stop, headshot. Niente pop, solo barre, zero flop. Mare di Bombay, sembro Sanpei. Ho tutto in tasca, The North Face, Tony Scarface. Sotto il ponte dei sospiri, passa gli ultimi 2 tiri. Cammina verso Rialto, stai composto sui gradini. Non sopporto chi mente, chi non sente niente. Giro ancora con gli stessi amici di sempre, che spacchiamo tutto quanto ma non facciamo brutto. Hai delle merde a fianco, ti sta colando il trucco. Scrivo l'odio con l'inchiostro, mi fa sentire un mostro. Non ti salva il padre, no, giro con Venigos, mica con la Digos, ti killo. Se sei figlio di sbirro, tutta l'Italia da Bibbione a Napoli. Andiamo in tour, siamo un esercito di diavoli fra. E quando dico hip hop tu mi dici hip hop, hip hop. Questo è hip hop, quindi tira sulle mani. Noi rappiamo fin domani perché hip hop. Girala a 4 mani, scrivi rime nei diari e fai. Questo è hip hop, girala sulle mani. Noi rappiamo fin domani perché hip hop. Gira a 4 mani, scrivi rime nei diari e fai wow, 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 wow. Questo è hip hop, quindi tira sulle mani. Noi rappiamo fin domani perché hip hop. Girala a 4 mani, scrivi rime nei diari e fai yo. Questo è hip hop, quindi tira sulle mani. Noi rappiamo fin domani perché hip hop. Girala a 4 mani, scrivi rime nei diari e fai wow wow. Questo è hip hop, quindi tira sulle mani. Il tuo progetto futuro qual è? Vediamo quest'anno di chiuderlo in bellezza a livello di singoli. Poi se ci sarà spazio magari per fare un mixtape, non un progetto massiccio, bello grande, ma fare un qualcosa di un pochino più underground per chi magari mastica il genere. Simone, andiamo. Vamonos. Terza votazione. E qui ci vuole l'applauso, perché le nostre ragazze faranno il loro talento, il loro hobby, ciò che gli piace di più fare nella vita. Questa è molto bella, questa uscita, perché qui noi presentiamo 2 concorrenti. Sono 2 amiche, vanno in palestra assieme, fanno danza assieme e qui sul palco fanno il loro talento insieme. Daisy Zoo con il numero 1 e la numero 3 Maya Zago. Sono davvero molto contenta, è la prima volta in 14 edizioni che 2 amiche, 2 concorrenti, 2 miss collaborano così nel palco con uno spettacolo assieme. Sono davvero molto contenta, Daisy. Sono molto felice di
poter esibirmi in questo palco e mostrarvi quello che mi piace. Sono molto contenta perché comunque ci conosciamo da molto tempo, è più di 8 anni che balliamo comunque insieme. E questa è stata anche una grande occasione comunque per mostrare quello che fate durante gli allenamenti. Complimenti, brave ragazze. La numero 2 è Ionelia Monica. Tu fai l'infermiera, ci hai portato un video che racconta quello che fai in sala, quindi in reparto. Raccontaci. Mi è sempre piaciuto l'ambito della sanità, ho il diploma dell'odontotecnico e poi ho deciso di continuare gli studi nella mia vita e mi sta piacendo tantissimo. Numero 4, Virginia Poppi. Allora, oggi ho deciso di portare uno dei tabù più grandi del make-up, ovvero l'eyeliner. Tutti vogliono fare l'eyeliner, nessuno è mai capace, quindi oggi sono qui per insegnarvi a fare l'eyeliner su ogni tipo di occhio. Numero 5, Marianna Manna. Questa sera ci canta Stay di Rihanna. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Numero 6, Beatrice Tessari. Raccontaci della tua passione. Ho iniziato alle medie a suonare il pianoforte e da lì ho continuato. Numero 7, Giulia Colognato. Tu ami stare all'aria aperta, vivi nel Veronese. Allora, come nasce questa passione e che cosa fai? Allora, in realtà nasce un po' per caso, perché io in realtà facevo danza a livello agonistico. Quando c'è stato il Covid e navigando sul web ho incontrato una ragazza che andava a cavallo e allora ho detto ma sì, perché proviamoci, sì. E adesso faccio equitazione a livello agonistico. Numero 8, Elisa Doriano. Vieni Elisa. E oltre a piacere, diciamo il piacere di vestirti a tema, questo corsetto e questo abito l'hai creato tu, quindi sei anche un po' stilista. Sì, tutte le cose che faccio le uso per un'occasione, quindi solitamente compleanni o feste a tema che organizzo io. Questa è la regina di cuori con il bianconiglio dark. Numero 9, Lucrezia Giglio d'Oro. Vieni Lucrezia. Che devi fare? Passaggi di rugby. Ah, perché tu giochi a rugby? No, io giocavo quando ero più piccina, però a causa di un infortunio ho dovuto smettere, poi ho sempre avuto la mamma e il papà da sempre. Che giocano a rugby? Il papà giocava. Proseguiamo con la numero 10, Beatrice Russo. Io suono da 8 anni, ho iniziato frequentando le medie musicali e niente, suonare il violoncello è la mia grande passione. Numero 11, Veronica Di Domenico. Veronica che balla danza classica. Che cosa ci balli? È un pezzettino inventato da me. Numero 12, Vera Sossai. Canto una canzone di Rihanna, Te amo. Te amo, she says to me. I hear the pain in her voice. Numero 13, Melissa Vesleaga. Cos'hai qui in mano, Melissa? Facciamolo vedere al pubblico. Disegni che ho fatto così, per passione. Ok, che hai disegnato perché quindi vorresti fare la stilista da grande? Sì. Numero 14, Chiara Zenellato. E qui dipingerà un vaso. Questo è un vaso fatto a 4 mani, decentrato, insieme a Leonardo Collanega, un grande torniante, uno degli ultimi rimasti. Insomma, abbiamo conosciuto un po' più da vicino con il loro talento tutte le nostre concorrenti. Allora, Brian, vieni qui con me sul palco. Chiamiamo anche i due cantanti, quindi Raspa e Venigos. Il cantante che vince questo turno tra tutti e due andrà direttamente sul sito di Radio Wow, c'è una pagina aperta proprio per il contest di Miss Venice Beach. Il cantante con più ascolti vince. E come tu, io. come hai fatto tu l'anno scorso. Quindi chi vince? Con 12 punti. Venigos! Che andiamo a chiamare le Miss che tutta questa sera ci hanno tenuto compagnia nel palco, nei gazebi, e sono le Miss che hanno vinto l'anno scorso, ovvero si sono fatte tutto il tour di Miss Venice Beach 2023 e quest'anno invece fanno un po' le padrone di casa. Eccole. Miss Venice Beach 2023, Lorenza Busillo. Miss Radio Wow, Elisa Fuser. Miss My Sun, Beatrice Dotto. Miss Moraya,
Silvia Zecchin, Miss Leonardo Gioielli, Anna Rossi. Applauso adesso perché le chiamiamo tutte qui sul palco, Numero 1 Daisy Zhu, numero 2 Ionelia Monica, numero 3 Maya Zago, numero 4 Virginia Poppi, numero 5 Marianna Manna, numero 6 Beatrice Tessari, 7 Giulia Colognato, 8 Elisa Doriano, 9 Lucrezia Gigliodoro, 10 Beatrice Russo, 11 Veronica Di Domenico, 12 Vera Sossai, 13 Melissa Vesleaga, numero 14 Chiara Zanellato. Vice sindaco Pierluigi, com'è andata? Ma penso benissimo, faccio i complimenti a tutte queste meravigliose, bellissime ragazze che oltre a essere molto belle sono molto brave, molto simpatiche. Faccio i complimenti a questo bellissimo pubblico e a questa meravigliosa, bravissima presentatrice. Grazie Pierluigi. Adamo, Associazione Albergatori che insomma da sempre, abbiamo detto tante volte, assieme alle terme, a Bibbione Spiaggia, ci sostengono in questa manifestazione da 14 anni. Ringrazio te Elisa, perché ci porti sempre a questa bella serata a Bibbione. Grazie. Quindi grazie alle ragazze per aver partecipato, complimenti a tutte e ci rivediamo il prossimo anno. Noi ci siamo ed educo anche voi. Miss My Son Beatrice Russo, la numero 10. So cos'è, ma è sempre colpa Miss PGK Venezia, la numero 13. Melissa Vesleaga. E ancora pensandoci mi mandi in est. Miss Focenza, la numero 4 Virginia Poppi. Miss Consorzio Sigillo Italiano, Ionelia Monica. Lo so cos'è, ma è sempre colpa tua e lo vince la tappa di Bibbione, Miss Bibbione Terme, Lucrezia Gigliodoro. Sei la mia miss. Allora grazie pubblico di Bibbione, siete stati fantastici. Io vi do appuntamento la prossima settimana a Caorle, venerdì 19 luglio. Un grosso abbraccio a tutti quanti, ci vediamo in TV domenica su 7 Gold alle 13:30. Ci vediamo su missvenicebeach.net. Buonanotte, buone vacanze! Non lo so cos'è, ma è sempre colpa tua e lo sai perché mi immagino già te. Sono Francesco Moser. Per contrastare gli acciacchi del tempo ho scelto Amel Medical.